Buongiorno da Verde a Nord-Est che si trova oggi a Legnaro per seguire un convegno di grande interesse e attualità che interessa produttori e consumatori della nostra regione. Abbiamo con noi il piacere di incontrare Melato Antonio, che è il presidente di Fedagri, poi sentiremo anche il presidente di Confcooperative Veneto. Ecco il perché di questa iniziativa. Voi vi proponete di rendere un servizio non soltanto agli agricoltori ma anche e soprattutto ai consumatori per cibi di qualità. e infatti noi organizziamo questo convegno in un momento in cui a seguito della grave crisi finanziaria internazionale e le abitudini del consumatore sono cambiate per forza di cose, per cui noi dobbiamo essere in grado di produrre la qualità, produrre la salubrità, ma nel modo più assoluto la sicurezza alimentare. Ecco, per cui questo convegno è organizzato proprio in questo senso, cioè da una parte per la tutela del produttore che deve produrre prodotti che sono poi facilmente verso il mercato, dall'altra parte la sicurezza per il consumatore che deve acquistare senza avere il pensiero di dire qua può darsi che ci sia qualcosa che non va. Allora, noi abbiamo preso l'idea dai due progetti promozionali regionali, che è il progetto ombrello del vicepresidente Manzato ed è l'altro progetto che è Alimenti in Salute dell'assessore Donazzan, ecco, dove si parla da una parte appunto di promuovere attraverso il meccanismo del turismo e della cultura in modo tale che i nostri prodotti che sono già, perché esistono già nel mercato i nostri prodotti, nel mercato nazionale ed internazionale, però molto spesso non sono conosciuti, per cui si ritiene che attraverso il turismo, attraverso la cultura, che il Veneto appunto è ricco di cultura ed altro, possa anche arrivare più facilmente, diciamo così, ad essere conosciuto in Italia e all'estero. Sicurezza e tracciabilità. Ecco, sicurezza e tracciabilità sono i due elementi essenziali appunto a garanzia del consumatore. La cooperazione in questo senso non ha difficoltà perché proprio per sua natura lavora esclusivamente i prodotti dei soci che vengono trasformati e vengono poi messi al consumo attraverso punti di vendita diretti oppure attraverso la grande distribuzione, ma anche come massa critica allargata, in modo di conquistare, aggregata soprattutto per conquistare i mercati più grossi che sono quelli mondiali, per cui la rintracciabilità è facilmente raggiungibile nel senso che è il prodotto dei soci. Grazie Presidente Antonio Melato e buon lavoro in questo senso. Grazie. Il primo intervento di questo convegno sul ruolo della cooperazione veneta è stato del Presidente di questa federazione di cooperative del Veneto, Confcooperative Veneto, che è una grande potenza per certi versi perché è molto diffusa e molto interessata ad un ruolo innovativo al servizio sia degli agricoltori che dei consumatori. Certo, anche perché è veramente la filiera la cooperazione. Si parte dalla produzione alla trasformazione e si arriva poi alla presenza diretta sul mercato. E quindi possiamo garantire, le cooperative possono garantire qualità, possono garantire quantità di prodotto per essere appunto competitive nei prezzi, e quindi credo che veramente la cooperazione sta facendo un ruolo importante in campo sia veneto ma sia in nazionale. Ecco, in questo convegno odierno che cosa pensate di rilanciare? Vogliamo rilanciare e soprattutto confermare queste che sono le linee programmatiche delle cooperative di Confcooperative e soprattutto dare una spinta per l'internazionalizzazione, perché dobbiamo agire e lavorare per il mercato interno, ma soprattutto anche mettere in condizioni le nostre cooperative per esportare meglio e di più. Grazie. Buon lavoro. Grazie a voi. Presidente Nestori.